Io facevo l'insegnante di fisica in un liceo scientifico a Bologna. E Lucio faceva Io facevo il commerciante. Abbiamo riflettuto a lungo su questa cosa, ma neanche poi tantissimo, no Lucio? No, ho Cioè, deciso di... non so come dire. Di È fare una cosa qualcosa che di andava più, fatta. Ma in fin dei conti sono, come tutte le scelte della vita, sono radicali. Perché vengono definite radicali? Cosa c'è di radicale? Piuttosto che fare una scelta, fai qualche cosa di radicale. Queste sembrano sempre delle scelte così estreme, mica vero. Una scelta come un'altra. When they killed the president, because I live in Bumbura, I heard the shoots of the guns. So I got frightened, I was afraid. I decided to go to hide myself in the mountains for 3 days. During those 3 days, there was an aeroplane coming, moving around and shooting. I don't know if they shoot to people because I was hiding, but I saw the aeroplane and I heard the shots. They didn't reach me, so that is why I'm alive. Then I heard that I do not have to remain here. I was afraid. I could not even eat. Just a piece of dizzy. The third day, I heard that there was a possibility to take a car and move from there, go near the border. And then, but I felt that this, what I've started, will not end here. It will take long, so I decided to cross the border and come in Tanzania. In Kigoma region, I have been received by a family. And they were very kind with me. They taught me Kiswahili. And then they said we have opened a refugee camp. So each one has to join a refugee camp. La gente crede moltissimo alle stregonerie, però dipende, c'è qualcuno che viene prima ad andare dallo stregone e quindi dice il suo problema, e c'è qualcuno che viene dopo che è andato dallo stregone, per cui ha adoperato tante medicine, tante strade, tante vie, tanti mezzi, perché loro hanno una cosa infinita che non ci si può credere, a quello che credono e a quello che fanno. Dopo tante stregonerie, semmai se ha la fortuna di trovare una persona vera, allora la mette sulla buona strada e finisce, altrimenti finisce male, alcuni finiscono male. E qui sono cose grosse che fanno. Tipo, non so, ti mandano nel cimitero di notte, fanno sorgere il morto di notte, ti mandano nell'acqua, non so, fino a quando vomiti il pesce, sono cose proprio da diavoleria, insomma, ecco. Cioè il bambino quando comincia a mettere il dentino spunta da sotto qualcosa bianca, no? Allora dicono che quello è il dente di plastica. Perché? Perché il bambino ha la febbre, allora la febbre la legano al dente di plastica. Il bambino tiene la febbre perché c'è il dente di plastica, allora facendo qualcosa tagliando la gengiva il dente di plastica va via e il bambino guarisce dalla febbre. Oppure dici che... Oppure si deve circoncidere, allora ci troviamo qualche volta con un bambino a pochi mesi ci circoncidono perché ha i dentini di plastica. Ecco. Torno un attimo a Gheni, è così per stregoneria. Lei è così. Perché se sua mamma, prima di andare dallo stregone a far togliere il malocchio alla bambina che si stava ingobbendo, andava all'ospedale, non sarebbe così. C'era la diceria di quello là, come si chiamava? Allora, per certe cose a lui fanno ridere. Fanno ridere, fanno piacere. Allora, c'è uno spirito inchiappettatore. Sì. Che viveva a Zanzibar, è uno spiritello che si insinua nelle case e sodomizza la gente. Se tu lo dici, se tu lo dici non torna. Non torna più. Se tu invece stai zitto ritorna da te. Lo devi pronunciare il nome di questo. No, devi dire sono stato sodomizzato da una... Che è anche sconfortante. Però se non lo dici ritorna. Ecco.
la raffinatezza di queste cose. There I met many people from different areas of Burundi. We were many. At the beginning we reached 1,050. 1,000? 150,000 people in the refugee. 150.000? Yeah, Oh. we were many. And the situation was not easy because it was a bush. It was a bush, a big forest. We were given a plot where to build a shelter and material for farming, to cut down grass, to cut grasses, also to build a shelter. We were provided food and medicine. There were NGOs to help us. The assistance was there. Yes, it was possible to live, but the life was very hard. And there were many cases of disease, this waterborne disease. But we had a small hospital, so we could get the medicine there. Many cases of malaria. I remember every 2 weeks I was sick of malaria. In the beginning it was very hard. And many cases of anemia, especially among the children.